era Salino è nostro fratello. Alessandro era cristiano ed è nostro fratello. E noi la percepiamo attraverso questo ricordo così forte, attraverso il palpito del papà, del fratello, delle persone che lo conoscono, dei suoi colleghi. Perché lui è, come sono solito dire io, di fronte alla morte, a volte ci troviamo come sotto un cielo buio. Deve essere buio, altrimenti le stelle non brillano. Perché ora mentre c'è il sole le stelle ci sono, ma le vediamo solo se scende il buio. E sotto questa immagine così bella noi scopriamo che la presenza dell'infinito passa. La presenza di ciò che non è visibile è diventata sensibile attraverso questi ricordi, attraverso un ricordo vivo, attraverso un ricordo che ci fa ancora crescere, che ci fa diventare uomini, sull'esempio di chi offre la sua vita per la libertà e per il servizio. Laddove non c'è libertà non c'è amore per nulla e per nessuno. Laddove non c'è servizio non c'è l'uomo, perché c'è sempre un uomo o una donna che ha bisogno di essere aiutato, servito da qualcuno. Mentre raccogliamo i nostri pensieri invochiamo la protezione di Dio, della Madonna Santissima, benediciamo anche questa corona e offriamo il ricordo di Alessandro, perché quanto è custodito nel silenzio degli uomini e delle donne che lo hanno conosciuto e incontrato, sia elevato con nobiltà e umiltà davanti a Dio, che ascolta sempre. Forza Paris! Onori ai caduti! Schierate, riposo! Attenti. Pal, arco. Fianco sinistro. Sinistra.